Nella città di Sora è nata l'Università Popolare, una università che pone le sue fondamenta sulla volontà di promuovere un'ampia offerta formativa a vantaggio del territorio, su iniziativa di un gruppo eterogeneo di persone, tra cui docenti, registi, artisti, esponenti della società civile e professionisti in vari settori. Nasce a Sora l'Università Popolare. Ecco, come è nata l'idea di questa Università Popolare? Ne parliamo con il professor Gabriele De Ritis. Ma diciamo dall'esperienza fatta da noi in prima persona, alcuni di noi, presso l'Università Popolare di Veroli. Diciamo che le università popolari hanno una storia lunga, secolare. Inizialmente erano scuole per educare, per insegnare la lingua e avevano come pubblico, diciamo, in generale i poveri. Ma nel nostro tempo, quindi negli ultimi 40 anni circa, eh, la scuola secondaria superiore è diventata sede dell'educazione permanente, cioè dell'educazione degli adulti. E quindi poi anche gli organismi internazionali, come l'UNESCO, hanno elaborato documenti che appunto prescrivono come fare educazione per gli adulti. Diciamo che l'idea di fondo è che si debba proporre apprendimento per tutta la vita a tutti i cittadini al di sopra dei 18 anni. Ormai non ci sono più le classi sociali e quindi diciamo anche i documenti, per esempio il codice del terzo settore che raccoglie tutta la materia degli enti del terzo settore, quindi soprattutto diciamo il volontariato, le cooperative. Quindi quel codice parla di una attività formativa che è rivolta alla generalità della popolazione, non a settori determinati, diciamo. Quindi per esempio io ricordo l'esperienza nel campo del volontariato, quello è un tipo di volontariato circoscritto, diciamo. Invece ecco una università popolare si rivolge a tutti. Ecco, qual è la missione proprio di questa università? Promuovere lo sviluppo della persona. Noi abbiamo scritto in una sorta di manifesto che abbiamo chiamato appunto la nostra missione, abbiamo proposto 4 istanze etiche fondamentali. La prima è sviluppare la cittadinanza attiva, la seconda è educare alla legalità, la terza è promuovere le abilità sociali, che sono 10, quindi il discorso sarebbe lungo, e la quarta radice etica, la quarta istanza è educare alla comprensione delle immagini e dei messaggi che vengono dalla società della conoscenza. Diciamo insomma che creeremo ambienti formativi in cui i docenti si serviranno della classica lezione frontale, quindi con dei corsi, ma anche con attività seminariali, quindi dedicate ad aspetti specifici, quindi un'opera, un autore, poi laboratori e gruppi di lavoro. Per esempio i laboratori sono un modo di lavorare tipico del nostro tempo, quindi nel campo per esempio delle arti figurative, della musica, dello spettacolo, però noi pensiamo anche per esempio alla scrittura, quindi esiste in tutta Italia ormai una tradizione di autobiografia, cioè di educare a scrivere di sé e questa è un'attività che viene concepita come cura educativa. A breve l'Università Popolare avvierà i corsi sia in presenza che online, i laboratori e le attività seminariali, oltre ad offrire alla città servizi specifici.